In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Dagnino al posto di Falcone. Marco Falcone, dopo 7 anni di assessorati regionali, 5 alle infrastrutture e 2 all'economia, ha presentato ieri le dimissioni per dedicarsi al nuovo ruolo di parlamentare europeo. Al suo posto, da oggi, come assessore all'economia, l'avvocato Alessandro Dagnino, docente di diritto tributario, che giurerà giovedì nell'aula dell'Ars. La scelta di un tecnico è stata voluta da Schifani, che ha respinto l'ipotesi di Giovanni Lavia proposta da Falcone. I 2 assessori leghisti nelle mani di Salvini. Ieri a Catania presenti tutti i big leghisti per un incontro con Salvini. All'interno della Lega covano grossi rancori. Il nodo principale è l'indicazione degli assessori, che sarà fatta dallo stesso Salvini. All'agricoltura dovrebbe andare il docente di agraria Salvatore Barbagallo, voluto da San Martino. Secondo assessorato invece conteso tra l'attuale assessore Mimmo Turano e l'ex commissaria regionale Annalisa Tardino. Cateno De Luca ha dimezzato, un altro deputato va via. Prosegue il crollo di Cateno De Luca e del suo partitino ultrapopulista. Nel settembre del 2022 aveva ottenuto alle regionali il 24% e ben 8 deputati. Alle ultime europee ha ottenuto invece un misero 7,67% e i deputati intanto si sono dimezzati. Dopo l'addio di Salvatore Geraci andato alla Lega, di Alessandro De Leo andato al Misto e di Salvatore Giuffrida che ha aderito alla DC, ieri è stato il turno di Ludovico Balsamo passato all'MPA. Chi sarà il prossimo? MPA chiede il rispetto dei patti. Lo scorso 21 aprile Raffaele Lombardo aveva detto pubblicamente e non smentito: con Forza Italia abbiamo fatto un patto, se raggiungiamo quota 5 deputati regionali in vista di un rimpasto abbiamo diritto ad avere il secondo assessore. Il governatore si è impegnato dinanzi al segretario del suo partito. Con l'adesione di Balsamo i deputati MPA sono adesso 5 e pretendono il rispetto del patto. Per Schifani non sarà semplice. Inaugurate 2 stazioni del metro a Catania. Inaugurata ieri a Catania alla presenza del Ministro delle Infrastrutture 2 nuove stazioni della metropolitana, Fontana e Montepo. Con le 2 nuove fermate, Catania ha oggi una metropolitana di 10,5 km con 12 stazioni. Il sogno di una linea che arrivi dall'aeroporto a Misterbianco e poi verso Paternò non sembra più impossibile. Ieri Schifani ha annunciato che le risorse per la tratta Stesicoro-Aeroporto ammontano a 360 milioni. Nuova caserma di Siracusa consegnata ai Vigili del Fuoco. Come ultimo atto del suo mandato, poco prima di presentare le dimissioni, Marco Falcone ha consegnato ai Vigili del Fuoco di Siracusa le chiavi della nuova caserma, che per 30 anni era rimasta ferma e i cui lavori erano ripresi nell'ultimo periodo. Abbiamo mantenuto l'impegno preso, ha detto Falcone. I Vigili del Fuoco possono finalmente trasferirsi, anche se va completato ancora un secondo lotto dell'edificio per il quale si attende il finanziamento. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.